Abbiamo deciso oggi di aprire il primo punto stampa in qualche modo aperto in live, Facebook, per dialogare ovviamente sia insieme alla stampa ma anche per comunicare quanto viene fatto e quanto fa il Partito Democratico in Consiglio Comunale. Oggi ci saranno ovviamente altri incontri, in questo senso si sono impegnati ovviamente tutti gli 8 consiglieri e le consigliere del partito. Rigorosamente via internet, come impongono le prescrizioni anticontagio, il Partito Democratico veneziano fa il punto di questo primo periodo di attività del Consiglio Comunale, partendo da un bilancio in cui vengono evidenziati i ritardi dell'amministrazione in carica. Pensiamo alla gestione dell'emergenza Covid, dove in tutti questi mesi, sia della nuova amministrazione ma anche dalla precedente, c'è un totale silenzio, nessun tipo di comunicazione e di collaborazione anche insieme alla cittadinanza. Dall'altro il tema dei trasporti, vediamo quante corse vengono tagliate, per poi dopo ovviamente le proteste in alcuni casi essere parzialmente ripristinate. Con il Covid, Venezia è all'anno zero e mai come in questo periodo sarebbe opportuno, secondo il PD, ripensare alla città e a chi ci vive, a partire dalla casa. Noi abbiamo presentato alcune proposte proprio in tema di residenzialità per incentivare proprio l'affitto ovviamente ai residenti, con proposte concrete di ad esempio di creazione di un ufficio per la locazione, oltre che ovviamente una richiesta di investimento per quanto riguarda ovviamente il patrimonio pubblico delle case pubbliche. Un altro filone di crisi in città è rappresentato dalla sicurezza, cui si aggiunge anche il rinfocolarsi delle baby gang, un fenomeno in cui secondo Sambo pesano la mancanza di politiche sociali e giovanili. Questi due filoni, quello delle politiche sociali e quello delle politiche giovanili, invece deve tornare ad essere uno dei temi centrali per la città tutta, perché poi riguarda purtroppo giovani sia della terraferma ma anche di Venezia città d'acqua.